La provincia di Venezia da sempre crede e punta sulla cultura e le tradizioni locali. Far conoscere il territorio attraverso i sapori e le tipicità è il filo conduttore delle 12 serate itineranti organizzate dalla provincia. Questa è una serata che si aggiunge a un itinerario di 12 serate, a un viaggio, io l'ho chiamato un viaggio attraverso il gusto, il buono e il bello, in cui noi siamo partiti dai funghi. I funghi sono stati una scusa di partenza per incontrare quelli che sono i prodotti tipici del territorio, le eccellenze del territorio e la cultura del nostro territorio, della provincia di Venezia. Partner delle iniziative Slow Food, che già da tempo si occupa della promozione del cibo di qualità ed ora punta anche fuori dai confini geografici italiani. Slow Food è un'associazione che nasce dal presidente oramai internazionale Carlo Petrini 25 anni fa, nasce per promuovere, educare al gusto, quindi riconoscere i nostri cibi, riconoscere quello che beviamo. Oggi però Slow Food è cresciuta, ha moltissimi progetti, uno di questi è Mille Orti in Africa, quindi aiutare le popolazioni africane a coltivare ed essere padroni della loro terra. Quindi noi questa sera finanzieremo un orto in Africa. Degustazione di funghi e formaggi accompagnati da ottimi vini per poi passare al piatto protagonista della serata, risi e tocchi. Sì, sicuramente c'è bisogno di ritornare un po' alle origini, ritornare un po' ai cibi di una volta, ai vecchi sapori, e quindi la confraternita di Risi e Tocchi si propone appunto per la riscoperta dei cibi di una volta. Tutti i prodotti che usiamo noi come confraternita devono essere allevati nel territorio, devono essere assolutamente prodotti del territorio, quindi non è possibile usare dei prodotti che non siano dei prodotti del territorio. Serate come questa mirano non solo alla promozione del cibo di qualità ma anche a valorizzare il territorio. Questa è la nostra eccellenza, il nostro petrolio. Coltivare questo significa continuare a coltivare una grossa parte del turismo che se viene qui viene perché trova questo come valore aggiunto. Quindi ben vengano queste iniziative supportate dalla provincia di Venezia, soprattutto perché creano dei forti legami che poi spesso delle volte diventano anche indissolubili tra chi cerca di rappresentare il territorio e chi invece lo mantiene, appunto come i nostri cuochi, che non hanno una funzione sicuramente inferiore a quelli che invece salvaguardano il territorio come le forze dell'ordine. Io almeno li vedo così. Nell'era del digitale e del cibo veloce, la riscoperta della cucina e dei sapori di un tempo diventa sinonimo del mangiar bene e mangiar sano. A Portogruaro avete recentemente avuto un convegno proprio sui disturbi legati all'alimentazione, soprattutto nei ragazzi, nei giovani. Sì, noi abbiamo un'eccellenza nel nostro territorio che è il centro dei disturbi alimentari. Con questo centro noi cerchiamo di salvare ragazzi che hanno dei problemi, grossi problemi appunto sull'accettare una corretta alimentazione. Evviva il cibo del Veneto orientale! Ma non è solo una questione di cibi e sapori, perché tornare al passato permette di tenere vive le tradizioni e le radici di un popolo. Queste sono quelle serate che non devi perderti, perché non devi perdere mai le radici. Perché la nostra cultura si tramanda anche in queste piccole cose, capisci? Allora, assaporare i sapori tipici di quando eri bambino, di quando eri giovane, di quando la campagna la vivevi, no? È un modo per ritornare un po' indietro, anche con gli anni, visto che ce n'è qualcuno in più. Ma è soprattutto un modo per dire, beh, ci siamo ancora. Io ho ancora le mie radici anche nel cibo.